Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti. Siamo in live Napoli-Lazio, 32esima giornata ragazzi. Bisogna vincere, visto che l'Atalanta ha pareggiato, bisogna prendere 2 punti stasera, dai. Forza Napoli. C'è live, vogliamo pareare, Vai Napoli, vai, schiatta a cap. Napoli, schiatta a cap. Napoli, schiatta a cap. Ragazzi, voglio stiamo in live per Napoli-Lazio, 32esima giornata, il Napoli deve volare, ha da vincere, ha da schiattare alla Quilot per mettersi in corsa per la Champions League, il quarto posto è lì, l'Atalanta pareggiata, diamo un cielo a pigliare. Eccoli quando sono belle. Buona Torza Napoli, buonasera Angela. Buonasera Mariangela, ciao Mariangela e forza Napoli. Buonasera Donato, grande Donato, buonasera e forza Napoli Donato. Buonasera Francesco. Mamma mia, come la vedete sta partita? Datemi i vostri pronostici nei commenti, cosa pensate? Secondo voi vince il Napoli, la Lazio? Con quale risultato, il marcatore? Fatemelo sapere nei commenti. Vai Napoli, vai! Mangiamo macella sta Quilot. Mangiamo macella. Osimhen parte dalla panchina, titolare Mertens. Da quel che ho visto la formazione. Vai Napoli. Buonasera Luisa. Buonasera. Speriamo bene in questa vittoria. Io ci credo, ragazzi. Secondo me non voglio gufarla, ma faccio pure una rattata, sapete voi? Secondo me il Napoli la porta a casa oggi, la vince, secondo me. Noi vinciamo, secondo me. E segnerà pure Mertens, ti dico pure chi segna. Mertens, giocatelo se sei in live e devi giocare una schedina, giocati il gol di Ciro. Mertens farà gol questa sera. Sarò con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna in Coppa Campione. Allora, comment. Intanto voglio sapere cominciare Napoli-Lazio. Insigne contro Immobile, che partita, sarà una bella partita. L'Atalanta l'avete vista che partita è stata? 1-1. Io mi sono perso mezza partita perché comunque sono tornato da lavoro che era tardi, mi sono perso mezza partita, però ho visto i minuti finali e insomma la Roma, vista l'espulsione di Gosens, ha rischiato anche di vincerla nel finale. Napoli-Lazio 0-8, quadrupletta tirato, ma che devi visto, Franci? Che devi visto? Mica è una partita di ping pong, io con una palla nostra. Una palla nostra. Le squadre in campo. Vă schiattamma caponata vot quando venito San Paolo, vă schiattamma cap și tuți se venirà ancora da Lazio, da vot si Ciruz faranno un grande gol. Vai Napoli. Ciruz ti schiattata cap, ti ricordi che lo gol la fuori area Ciruz ti schiatta ancora un'altra volta a cap. Vai capita, Insigne, a rete c'è Meret, gioca Meret in porta perché Ospina ha ancora fatto male, ancora non si è ripreso. Go West, Maradu, il capocannoniere della Serie A, portiamo rispetto. Addirittura.
Vai Ciruzzo, vai che segno stasera, vai, vai, vai. Lo tengo pure un fan da calcio, un fan da calcio. Vai Ciro. A me fa paura il sergente Luis Alberto e Immobile della Lazio. Che Radu, si dice cazzate Radu, ma chi si te fanno paura. Mamma Carmena. Che è successo? Bello questo, non lo sapevo che stai parlare pure questa lingua, Luisa, non lo sapevo. Napala! La Ciruzza, quando si bella Ciru. La Superlega annullata, sta Famaron, cara farà la Superlega qua, questi qui Agnelli se l'è vista alla PlayStation, sta Superlega, è lamentare. Il Napoli, formazione del Napoli col 4-2-3-1, Meretti in porta, Di Lorenzo, Manolasco, Ripalisa in difesa, Fabian Ruiz e Bagayoko alla mediana, invece dietro Mertens giocano Politano, Zelischi e Insigne alla tre quarti e Mertens prima punta, ragazzi. Osimhen in panchina, gioca Yusai, ragazzi, mamma vai, Napoli, vai! Vai Napoli, vai! Lascia fare la formazione la Lazio. A me fa paura ancora, una da Radu, magari Radu è un morto che cammina, a Cerbi con le mani a cielo. La Lazio risponde con un 3-5-2. Reina in porta, Maurisic, Acerbi, Radu, fase difensiva, centrocampo con Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares, in attacco Immobile e Correa. Immobile, devi rimanere immobile con Napoli, stasera non si... Ciao Andrea, buonasera fratello, buonasera a Neapolis, amico mio, Fratem, la partita della più importante della stagione, tra le più importanti della stagione, sono d'accordo perché è importante vincere, soprattutto visto che l'Atalanta ha fatto il passo falso con la Roma, pareggiando, potremmo prendere 2 punti all'Atalanta, sono punti importantissimi. A questo punto sì che diventa una delle partite più importanti perché è un'occasione per noi. Dai Napoli, c'è Magri, ma buttare a casa. Vai di bello e di brutto, fa buono all'arbitro stasera perché un Napoli vince se fa buono all'arbitro. Secondo me la portiamo a casa. Ecco, è iniziata a Napoli, fammi aggiornare, non c'è bisogno nemmeno un banners. Mamma Carmen, speravo nella vittoria della Roma, anch'io ti dico la verità, speravo che la Roma potesse vincere la partita, ma sapevo la forza dell'Atalanta, che comunque un pareggio riusciva a strapparlo, pur sempre l'Atalanta è una squadra che sa giocare a calcio. Ci speravo nella vittoria dell'Atalanta, ma sapevo che nella vittoria della Roma, ma sapevo che la Roma un pareggio lo poteva pur strappare. Non pensavo che vinceva a Roma, deve essere onesto, ma un pareggio ci sta. Vai Napoli, siamo appena a 50 secondi, ragazzi. Napoli-Lazio allo stadio Tega Armando Maradona, bisogna vincere, poi secondo voi chi vince? Fatemelo sapere nei commenti. Chi vince? Napoli, Lazio? Con che risultato e chi segna? Ragazzi, vi invito a lasciare sempre like, condividete la live, mi raccomando, per essere sempre di più. Buonasera Alessandro e forza Napoli sempre. Mi raccomando, condividete con tutti, cane, gatto, pappagallo, topi, con tutti quanti. E conigli. Ma vince, vai Napoli, vai! Bagayoko, gioca a Bagayoko, voglio segnare la croce. Bagayoko stai qua. Di Lorenzo, Politano, Fabiano. Mi sta piacendo Fabian Ruiz nelle ultime prestazioni, sta giocando bene. Non ti emozionare, non sbagliare. Sai. Stasera è obbligatorio portare i 3 punti a casa, hai ragione fratello. Neapolis dice una fase di non possesso 4-4-2. Buono.
Gabriele, buonasera Gabriele dell'Olmo, fratello, buonasera amico mio. Mi dispiace per te, ma stasera bisogna vincere noi, fratello. Koulibaly. Di Lorenzo, vai Di Lorenzo, vai. Magnatilla, vai. Bella per Mertens. Sponda, Fabian, Di Lorenzo, Politano, ancora Di Lorenzo, calcio d'angolo. Vai, mangiamocelo, vai, Di Lorenzo, vai, coppa che la fascia, la fa capire niente. Grazie, grande Gabriele. Un bacione, Gabriele. Un bacione. Grande Gabriele. Grande Gabriele. Grazie Gabriele. Può far andare Lazzari la sua grande velocità. Oppia Lazzari cancella e prende 4 metri. Lazzari oh. Mamma mia. Giocate sotto. In bocca al lupo per la partita, Gabriele. Grazie mille ancora una volta per esserti abbonato al canale. Grazie Gabriele, grazie di cuore. In bocca al lupo, che vinca il migliore. Forza Napoli ovviamente, ma in bocca al lupo alla Lazio è tutto. Grazie fratello. Grazie fra. Giada, buonasera. Sempre Forza Napoli, sempre, al di là del risultato. Napoli si dice, maronna mia, come scarsi sai, mannaggia i Cardarelli. Abbiamo rischiato il calcio di rigore, fa vedere. Non lo so. Da vedere, Gabriele, infatti è da vedere se c'è rigore, perché giustamente va vista al VAR, non può giudicare così, perché un episodio così va vista al VAR, dobbiamo essere sportivi e questo va vista al VAR. Il VAR ti saprà dire se c'è calcio di rigore o no. Calcio di rigore o no, ma che rigore? Dice Andrea non c'è rigore, secondo me è da rivederlo. Io tifo Napoli, però se c'è va visto al VAR, va andato da vedere al VAR. Giusto che vada al VAR, è giusto. Ma si può pretendere contropiede calcio d'angolo? Abbiamo fatto una cazzata. Gamba tesa, ragazzi. Fammi vedere. Sì, punizione, sì. Milinkovic, sì. Sì. Punizione per noi, ragazzi, per questo non c'è rigore. Sì. Perché nasce dal calcio d'angolo nostro l'azione del contropiede della Lazio, sicché è punizione per... È rigore per noi. Rigore per noi, mi sa. In Napoli, rigore per noi, Guaiù. Giallo per Milinkovic e rigore per noi. Rigore per noi, Guaiù. Calcio di rigore per noi. Vai, facciamo sto gol. Ma che è rigore? Sì, è rigore per noi, Gabriele, perché Milinkovic ha fatto fallo su Manolassa a gamba tesa. Rigore che ci sta, rigore che ci sta. Mi dispiace per te, ma rigore ci sta. Dai, Lore, Insigne, prende prima. Ma prima perde il pallone Milinkovic. Fa vedere, lo fanno rivedere. No, prende direttamente la faccia. Gabriele, prende la faccia. Ci sta il rigore. Mi dispiace per te, ma è il rigore netto. È gioco pericoloso, infatti Neapolis è gioco pericoloso. Mi dispiace Gabriele, ma il rigore c'è. Purtroppo c'è. Speriamo di vincere. Prende. No, tocca direttamente alla faccia di Manolas. Insigne dal dischetto, Guaiù. Sì, comunque abbiamo preso un contropiede, mamma mia. Scandaloso. Parte Insigne, gol. A sesto minuto Lorenzo Insigne, ragazzi, 1-0 Napoli. Vamos!
Vamos Napoli, vamos! Andiamoci a piazza vittoria, voglio che è molto importante, fondamentale. Ha messo il pallone alla destra del portiere. 5 gol nelle ultime 7 alla Lazio, 8 gol nelle ultime 10 al Maradona. Stagione strabiliante per Insigne. E qui ha aspettato un movimento di Reina. Quando Reina è andato a sinistra, ha calciato verso destra. Napoli 1, Lazio 0. Grande Napoli, vai Napoli, vai! Insigne, e scattiamo a capo. Ciao Giada, grande Giadina. Ciao Riccardo, buonasera, scattiamo a capo. Allora, al 6° minuto, Lorenzo Insigne sul calcio di rigore. Voglio. Che c'era? Lorenzo Insigne, calcio di rigore. Fammi aggiornare, ragazzi, fatemi aggiornare il risultato. Allora, one a zero. Ecco qua. Napoli Lazio 1-0. Gol di Lorenzo Insigne su calcio di rigore al 6° minuto. Sesto minuto, rigore, Lorenzo Insigne. R. Ecco qua, aggiorniamo, ecco qua. Commenti, leggiamo i commenti. Ha fischiato gioco pericoloso, sì, rigore per gioco pericoloso di Savic, giusto. Riccardo, ciao, grande Riccardo, buonasera Rosario, grande Napoli. Il VAR, è giusto andare al VAR, è giusto andare al VAR, come dicevo io, ma sia per l'occasione della Lazio, ma sia per la nostra, è giusto proprio, capito? Ma che cazzo succede? Scusa, Milan perde, Inter pareggia, Roma Atalanta pareggiano, ma che sta succedendo? Sono le partite così. Andrea 16 gol, penso sia il suo record in campionato. Sì, Insigne è esploso quest'anno, ragazzi. Insigne è a bomba proprio. Andiamo Napoli. Su Napoli, su. Ale, oh, sono pazzo di te, innamorato di te e mai ti lascerò. Ale, oh. Dell'Olmo ha portato bene, un compagno mio ha portato buono. Ande Dell'Olmo, mi dispiace per te, ma io voto perché Insigne ha fatto gol, un Napoli in vantaggio. Vai Napoli, vai così, vai. Voglio su te subito. Però c'ho Milinkovic al fantacalcio, ragazzi, mi si è fatto ammonire. A parte quello, posto. Però del Napoli c'ho Mertens, Zelinski, Di Lorenzo, Meret. C'ho 4 giocatori del Napoli, Meret, Di Lorenzo, Zelinski e Mertens. Speravo che uno di questi fa gol, almeno facciamo pure a 0 uno di questi qui, speriamo. Attenzione però, la Lazio è insidiosa con quei 3, Milinkovic, Luis Alberto e Immobile. Un giorno inventerà qualcuno di noi a salire per una live partita intera. Sì, certo, inviterò qualcuno, perché no? Certo. Vai Politano. Oh! Matteo! Politano! Popolita! Popolita ha segnato Matteo Polita. Popolita tanta la miss Gianluca. Popolita ha segnato Matteo Polita. Popolita ha segnato Matteo Polita. Popolita
ecco che segna Matteo Politano. Mamma mia, voglio. Grande Napoli, 2-0, vamos Napoli, vamos. 3-0, 3-0, 3-0, aggiorniamo. L'avevo detto con una Plavenci, l'avevo detto con una Plavenci, ma la sentivo con una Plavenci. Politano con assist di Ciruzzo Mertens. Grande Mertens, non deludi mai. Attenzione, stanno controllando. Gol. Politano al 12esimo. Aggiornato e mettiamolo pure in rete. 2-0 Napoli. Insigne Politano. Come fa Di Copio. Va. Si deve vedere fuori gioco, schiattiamo la capa. Vai. Pulita. Mamma Carmana. Il Cobra non è un serpente. A suonagli. Calma, che ancora. Ciao Destrox, ciao amico mio, mi dispiace per te, ma il Napoli sta vincendo, grande Napoli. Bravo Ale. Sì, è ancora lunga, giusto Alessa, però io sono fiducioso, io me la sentivo che la vinciamo sta partita. Vai Zelinski, vai, voglio 3-0, vai! Che stanno facendo casino là in difesa. Vai, vai. Su una lanza, rivoglio. Ma Piotr Zelinski. Chi ha ammonito? Lazzari? No. Chi ha fatto fallo su Lazzari? Manolas. Ammonito Manolas, sta ammonizione brutta subito. Ciao, Kait Neapolis Meret mi ha fatto perdere 10 anni di vita. A chi lo dice? Ciao Gabriele Caputo, buonasera, forza Napoli, che giuro, forza Napoli. Ci stanno tutte le magliette con Napoli, tutti quanti fanno scivazzi. Ragazzi, mi raccomando, come dice Giadine, iscrivetevi al canale che non costa nulla, lasciate un bel like, dito su, un pollice alto, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati con i video di Napuriel 87 e se volete fare una donazione a Napuriel, PayPal in descrizione. Offri un caffettino, una brioscina, un panino. Posso dire che è un presentimento nel dubbio grattata tattica, è una bella grattata ciò. Uè Vitto, dici, Francia fa gol Meret di testa, fa molto, vai Meret, fai gol. Destrox, non capire male, sono amico di Ghiottone, ma non tipo il Napoli, bravo, tipo a Napoli, perché l'Inter no, devi fare Napoli, Ghiottone e Chiattone. Riccardo, forza no, non si dice, sempre forza Napoli. Lo so che ti filazio, infatti mi pareva stanno stinte. E poi dimmi che Mertens è vecchio, movimento alla Caion sul gol del 2-0. È Ciruzzo, voglio Ciruzzo. Eccolo il mio amico fanpage, grande, ti dimostra. Mi piace, bello, mi hai fatto pure la fanpage. Un bacione, grande come Carmine, grande Carmine. Andrea, a Napoli dobbiamo cambiare le magliette lì dietro. Sì, infatti voglio levare queste tre dietro e voglio mettere ogni anno vorrei mettere le maglie nuove dietro. Ogni anno che si fa che faccio i video voglio mettere le maglie dell'anno in cui il Napoli gioca. Però se mi aiutate voi, se mi fate le donazioni io compro le maglie, se no ci metto di spese io. Se mi aiutate voi a crescere, io metto le maglie qua dietro nuove, non è che me li ficco in tasca i soldi, solo per mettere le maglie qua dietro, capito? Quella Pasquale, secondo te il Milan dopo la sconfitta di ieri non la potremmo superarlo? Certo, c'è la possibilità perché Napoli
gioca bene. Il Milan ultimamente sta calando di prestazione, non è più il Milan che ha la continuità, quel Milan di inizio campionato. Invece noi siamo ritornati a vincere con continuità perché abbiamo ritrovato la rosa, tutti i giocatori a disposizione. Riccardo, grande karma, vai Napola. Politanos, Chiamos, grande Politano, Polita, grandissimo da Juventino, amo Napoli sia come squadra e anche come città. Grande Gabriele, grazie mille per la sportività, grandissimo. Andrea, bisogna fare la corsa sul Milan, giusto? Perché l'Atalanta è forte, più il Milan, sì, perché l'Atalanta è un casino, rischiano pure di arrivare secondi se giocano bene. Però le speranze ci sono anche per l'Atalanta. Noi dobbiamo guardare a noi stessi, le dobbiamo vincere, cercare di vincerle tutte, fare più punti possibili. Poi prima o poi c'è qualcuno che inciampa, che sia il Milan che ha perso col Sassuolo o sia l'Atalanta che ha pareggiato con la Roma. Noi dobbiamo prendere queste occasioni qui, capito ragazzi? Andiamo, Alessandro, sì, dobbiamo gestirla. Gabriele, ma stai guardando la partita in diretta? Certo. Siamo 2-0 al 18esimo, ragazzi. Vai Napoli, vai. Dato in bosta la Lazio con Acerbi. Pallone per Luis Alberto. Acerbi. Attenzione, Immobile prende palla. L'allarga da Fares. Correa per Milinkovic. Attenzione a Milinkovic per Correa. Tiro palo di Correa, ragazzi, mammelo Carmen. Lazio vicino all'1-2. Mamma mia, ragazzi, la stava riaprendo la Lazio con una giocata di Milinkovic per Correa. Ve l'ho detto, la qualità di quei tre mi fa paura. Di Milinkovic, Luis Alberto è Immobile, ma anche Correa sa la sua, ragazzi, sa la sua. Vabbè, non ci credo, sfortunati, dai. Però meno male così, per noi, meno male così, è andata così. Andrea, non abbiamo un calendario facile, ma se siamo stati corsari sia a Milano che a Roma possiamo farcela, sono d'accordo Andrea. C'è chi ce l'ha peggio, comunque. Attenzione a Milinkovic, ragazzi, che dopo l'erroraccio si vuole rifare. Immobile, attenzione ragazzi, Immobile, mano però, Oh, fallo. Ciao, top. Fa bocca, top. 2-0 Napoli. 2-0 dopo 12 minuti, 2-0, ragazzi. Prima rigore di Insigne e poi Politanos, Tiamos, grande Politano con assist di Mertens. Dell'Olmo resta con noi, ci porti fortuna, grande fratello. Ci porta fortuna veramente, ci porta. Mamma mia, che palo interno, mamma mia. L'avevo vista dentro, ragazzi. Insigne. Sarò con te, tu non devi mollare. Ciao Anna, buonasera e forza Napoli. Benvenuta in live e grazie per essere qui. Ragazzi, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, chi non è iscritto, lasciare un bel like, condividete con i vostri amici, parenti, cane, gatto, topo, elefante, non ci manca più nessuno. E se volete fare una piccola donazione in descrizione, fatela, a piacere vostro. Giada dell'Olmo, uno di noi. Gabriele, se dovessi scambiare un giocatore del Napoli con uno della Lazio, chi scambieresti? A me piace Milinkovic, Immobile, però al Napoli serve un regista più di movimento che sappia vedere il gioco, un Luis Alberto prenderei dalla Lazio, dare alla Lazio Demme. Ecco, Luis Alberto per Demme, così farei il centrocampo Luis Alberto, Fabian Ruiz, Zielinski, centrocampo top. Oppure gli darei Bakayoko, visto che Demme lo puoi tenere in banchina. Checco, ma hai cambiato casa o location? No, è sempre la stessa casa. Ho cambiato location, sì, poi posizione, ho cambiato tutto. Non faccio più dal divano, capito? Li faccio sulla sedia, che sono più comodo. E poi ho messo le maglie dietro, che comunque
ho l'idea di mettere le maglie nuove ogni anno, però questa c'è bisogno di soldi. Quando crescerà il canale farò una cosa del genere, capito ragazzi? È una cosa che dobbiamo fare tutti insieme quando crescerà il canale. Un giorno all'improvviso, innamorati. Fallo su Insigne, ragazzi. È Mas per Olmo. Vai, lanci in avanti a pescare Politano che sta facendo una grande partita. Siamo solo al 22esimo. Il grande Politano. Mertens si va a prendere palla. Ancora Mertens. Però chiuso da Acerbi. Acerbi che gira per Immobile. Immobile da Lazzari. Allarga il gioco la Lazio. Va Lazzari che parte. Insigne lo aspetta. Lazzari va indietro da Milinkovic. Milinkovic lancio lungo a pescare Immobile. Grande passaggio per Immobile, ma Di Lorenzo chiude tutto. C'è Isai per Fabian Ruiz. 23esimo sul cronometro. Napoli 2, Lazio 0 allo stadio di Armando Maradona. Bakayoko, Fabian Ruiz, Di Lorenzo. Vai Di Lorenzo, vai. Magnatil. Vai. Bel pallone per Zelinski. Pallone per Bakayoko. Tocca per Politano che punta Fares, poi si ferma, va indietro da Bakayoko per Fabian Ruiz per Di Lorenzo torna indietro da Bakayoko avanza, Bakayoko per Manolas stava per combinare un pasticcio ma se la cava, pallone per Fabian Ruiz, Yusai, Insigne, il Napoli riparte dai piedi di Fabian Ruiz, Zelinski, indietro per Koulibaly, Fabian, il Napoli che ha superato la metà campo, Zelinski il pallone tra i piedi, giocata ma tolto il pallone da parte della Lazio che lo fa girare per Milinkovic, Luis Alberto, attenzione alla Lazio che riparte con Fares sulla fascia, ancora la Lazio, Fares, pallone per Correa si gira, ancora Correa, pallone tra i piedi, Immobile, attenzione Immobile contro tutta la difesa, ci prova a tirare ma ostacolato da Manolas. Il Napoli riprende palla, solo Politano contro tutta la Lazio. Politano viene chiuso dai giocatori della Lazio, riparte con Luis Alberto, attenzione a Luis Alberto ragazzi, attenzione Immobile, però dove nessuno, c'è solo Isai, pallone lungo per Insigne ma troppo lungo perché c'è Maurisic in copertura che torna da Reina che parte da Acerbi. Come dicono i laziali, volevano vincere ma sono attaccati. Andrea, dobbiamo fare il terzo subito, sì. Occhi di fuoco voglio vedere stasera. Giustamente, Andrea, giustamente. Vai Napoli, va! Ole, voglio volare, la ricure. Vai Napoli, vai! Oh, ma non facciamo questi cazzati. Attenzione Luis, no, Correa, attenzione, bravo Koulibaly. Grande Koulibaly, scelta giusta di tempo da parte di KK mostruosa. Domanda strana, mi potresti dire che carriera posso fare su FIFA? Non ti so dire, scusami Gabriele, ma è tanto che non gioco a FIFA, poi io giocavo a PES, capito? Per questo non ti so dire, mi dispiace. Comunque, non lo so, potresti riferirti anche qui nei commenti, qualcuno ci giocherà sicuro. Esce a Tamagap, già riesci a Tamagap e facciamo male in Ucraina. Vai Napoli, vai! Vai! Dai. Va Insigne. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e gioco a PES. Grande Andrea.
Attenzione Fares. Immobile, lancio a pescare ancora Fares di testa, ma c'è Bakayoko. Pallone per Zelinski per Insigne. Zelinski riceve fallo da Cerbi, ma l'arbitro lascia continuare. Politano per Fabian. In mezzo Mertens è troppo basso, pallone troppo alto e si perde, lo recupera Milinkovic. Grande Dembe, ti voglio bene Dembe. Quando sempre i video di Napoli, grande Dembe. Oh cuore mio, ti voglio bene. Il Napoli vince e noi siamo con Dembe. Agli occhiali naso, una Dembe. Dembe. Vai Dembe. Vai Dembe. Agli occhiali nazzurri. Dembe. Che ne stai giocando Dembe? Oggi ci vuole, diceva Squalo, oggi ci vuole un gol di Koulibaly perché 3 anni fa proprio in questo giorno ha fatto gol al 90° allo Stadium. Sì, vero, proprio mamma mia che emozione quel gol di Koulibaly, immenso, la gioia immensa, è rimasta indelebile quella partita, chissà scordo, voglio. Buonasera Rino, Frato Marino, buonasera, forza Napoli. Anderino, mamma vinci, mamma schiettata la Lazio, già stiamo vincendo 2-0, però ne dobbiamo fare altri 2, 4-0 a vincere stasera. Però c'è punizione su Fabiano. Giallo per Radu. Vince uno contro uno, porta la palla all'avversario, non ha un compagno avanti su giocare velocemente il pallone e la porta lui per far Ole, torna campione. Intercetta bene l'idea di Luis Alberto e parte da solo. Vai Napoli, vai, scattiamo la cava che si ca, ci mangiamo tutto quanto, ci mangiamo. Ce li mangiamo. Andrea dice lunedì tutti a bere nei bar, ovvero frata. Ma l'arbitro sta partita tutto a posto. Di bello e di brutto ha fatto qualcosa di bello perché c'era tu calcio di rigore. Vai! Mamma mia, Mertens. Mamma mia, è arrivata un'anza Mertens. Reina si è buscato 2 gol, Reina, E buscate già di Papet. Grande Politana. Koulibaly. Bakayoko che è Koulibaly, Monbroic. Oh, 1926, frate, ma allora come stai, fratello? Grande, con Zelinski dietro, Mertens è un 4-3-3. Un 4-3-3, fa caso lo nostro Napoli, schiatta a capa, fratello, sì, è così. Un 4-3-3 è proprio quello che è il nostro modulo, ragazzi, dove è nato il magico Napoli. Dove è nato un Napoli che ha fatto risultati, il Napoli che ha fatto vedere calcio, che ha fatto non solo in Italia ma pure in Europa. Stasera porto proprio, io ritardo, stavo finendo la pizza. Bravo, bene, Rino, ci vuole una bella pizza. Ma arriva pure a me fra poco la pizza, ci vuole la pizza, Rino, ci vuole. Amma festeggiare stasera. Visto il pareggio dell'Atalanta e la sconfitta del Milan soprattutto. Dell'Olmo è tornata, adesso facciamo il terzo. Vai Dell'Olmo, vai! Demme. Con i video di Napolielli il Napoli vince e tu ti fai il video. Nei video di Napolielli il Napoli vince sempre perché un Napoli è forte, un Napolielli. Nino che è tanto carino e bevendo una birra, mangiando una piada, c'è anche la splendida Giada. Wow, bella starino, Demme. Ti voglio bene, Demme. Andrea, io ci sto sempre, grande Gabriele. Stacci sempre fino alla fine, non mollare insieme a un'avola. Voglio 3-0. Bakayoko non si buona a niente. Vai Bakayoko.
Attenzione, ancora Correa, mamma mia, Correa, e basta. Pallone per Fares, attenzione in mezzo, grande Yusai in chiusura, grande Bakayoko, che fai? Si forte, ma che hai fatto là? Insigne, allarga il gioco, bellissima il capitano, però ha anticipato da Radu. Fares, attenzione Immobile. Attenzione al tiro di niente di che, meno male, dai. Pizza come? Salamina e bufala? Andrea, ho ordinato una DOP, una margherita con la bufala. Buona, no? È una bella Heineken, no Hakkinen, non Hakkinen, come cazzo si chiama, chi là che curemi da Formula 1, Heineken. Riccardo, hai 3 secondi per uscita che mando, stai zitto, quindi scherzo. Demme, grazie a voi, vi voglio bene, pure io, Demme, ti voglio bene, Demme. Tu sì che mi conosci, già, grandissimo. Vai Zelu, bello il pallone per Politano, vai Politano, vai, mamma mia, vai Navala. Politano sta a fare una grande partita stasera. Ti voglio bene. Vai Napoli, vai. Attenzione a Luis Alberto. Radu. Bella Mertens. Bravo Mertens. Cur Furetto. Ciruz. Insigne. Fabian. Pallone per Bakayoko, lo lascia sfilare per Di Lorenzo, però poi c'è Bakayoko per Zelischi. 34esimo sul cronometro. Napoli 2, Lazio 0. Vittoria importantissima, ragazzi. Migliore del Napoli, Insigne segna sempre, però secondo me Politano è il migliore. Riccardo dice, già da richiesta speciale, birra con Coca-Cola magari, per dire sul morale, un po' oggi sono un po' di cim mezzo addormentato. Bubugugu! Ciao amico, ma Di Lorenzo, mamma mia. Buonasera, secondo te segnerà Osimhen? No, posso sbagliarmi, ma secondo me no. Rino, però fatta in casa, ottima devo dire. Spero di sì, ma secondo me no. Ciao caro, mamma raga. Peccato che non è arrivato quell'assist di Di Lorenzo a Mertens, peccato. Dai. Oh, Giovanni Mixer, buonasera, grande Giovanni. Buonasera a te, fratello. Attenzione Fares, mamma mia, chiusura di Bakayoko, ma che è? Ora viene a chiovo, bene. Mamma mia, Bakayoko, ti pareva che poi sbagliavo un passaggio facile. Correa, attenzione. Meno male sbaglia anche Correa. Zelischi. Grande giocata di Zelischi, ancora Zelischi va con palla al piede. Bravo. Per Insigne. Insigne per Fabiano. Fabiano avanza. Napoli. Dice la Lazio dà parecchio spazio in difesa in contropiede quando Acerbi si alza. Sì, ho visto. Vai! Mamma mia, troppo lungo. Troppo lungo, frate. Oh, con te tu devi volare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Runapla, maglia Runapla. Per favore, leggilo come un telegiornale, le cose fatte. Made in Italy Family, parola di Riccardo.
Attenzione, oh! Immobile. Koulibaly, mi raccomando. Oh, ancora. Bravi, sai. Vai, Mertens. O fallo su Politano. Oh, fallo. Grande Politanos. Grande Politanos. Grande partitas. Ah. Come la palla arriva nella propria area di rigore c'è un pochino più d'affanno. Questo credo sia un problema di tutta la stagione. Per adesso non li si fa, non li sa fare i gol. Lo so, amico mio, lo so. Adesso non so fare nemmeno i cross. Sta inguaiato allora. Dov'è il mio amico Ghiottone? Dov'è Ghiottone? Ce l'ho messo nel Ghiottone. Ti si preso due panettoni, anzi due babà. Ti si fatti Ghiottone, tutti babà. Vai Di Lorenzo. Vai Di Lorenzo. Vai Di Lorenzo. Scambio che non si è chiuso ancora una volta. Mertens, stai calma. Napoli, secondo te chi retrocede? Volevo sapere il tuo parere sincero. Secondo me Parma e Crotone già sono retrocesse per me. Crotone e Parma retrocesse sicuro, secondo me. E la terza, attenzione, la terza si gioca un posto per la salvezza, Cagliari, Benevento, e ti metto anche lo Spezia. Secondo me lo Spezia, pur giocando bene, alla fine sono queste tre, una di queste tre andrà in Serie B. Spezia, Benevento oppure Cagliari sarà la terza, una di queste tre. Difficile dirti chi retrocederà, ma sarà una di queste tre. Insieme a Crotone e Parma sicure, secondo me. Ma raccomando, ma giù a parlare. Ma raccomando, state senza pensiero. Senza pensiero. T'ho mandato là perché aveva trattetta viva a barà. E che cosa è servito, no? Scritto un canale. Ma grazie. Vai Meret. Vai, Di Lorenzo. Vai, Zelischi. Chi è? Politano? Ancora Politano. Politano lo stanno ammazzando i fallo perché sennò se ne va sulla fascia. Non gli sta facendo capire niente. Fares non ci sta capendo niente stasera. Politano ha fatto un manicomio già, siamo al 40esimo. Fares è embriale. Signa. Usai. Vai Usai, ma che è Maradona? Mamma mia Usai, fai gol. Ma risai. Ma Usai Mara. Ma che ti sei sciumuto, Usai? Volevo gol e Usai su quella discesa. Mamma mia. Grande Giovanni, grazie mille comunque. Ok. Ad scritto. Scusa Riccardo, ora ci arrivo. Ecco qui. Ho sempre voluto chiedere a Napolelli chi è il tuo pupillo del Napoli oggi. Il mio giocatore preferito, Zelischi. Io amo Piotr, perché Piotr mi ricorda in qualche giocata mi ricorda Hamsik. Per quello amo Piotr. È ovvio che il capitano è il capitano Insigne, però se ti devo dire il mio pupillo è Zelischi, visto che mi ricorda un po' Hamsik in qualche giocata, capito? Perché io amo Hamsik, sono un amante di Hamsik tutta la vita. Marek. Di niente Riccardo, di niente. Zelischi è fortissimo, secondo me è tra i centrocampisti più forti che ci sono in Serie A. Il mio Mertens, vabbè,
Vabbè, Ciruzzo è Ciruzzo, pure lui. Cioè, alla fine Zelinski lo amo come giocatore, ma anche Mertens e Insigne non so da meno. Anche loro è ovvio che ce l'ho nel cuore anche loro come giocatori, però Zelinski ho quel qualcosa in più perché mi ricorda in qualche giocata Marek Kamsi. Al 40esimo calcio d'angolo, 42esimo. Mi sa che ha il Covid, azzo, mi dispiace. Mi dispiace, non lo auguro a nessuno, ragazzi. L'ho avuto pure io e ci sono stato malaccio un po'. Non lo auguro a nessuno. Speriamo guarisca presto, che non abbia nulla di che. Speriamo bene. Beret, la parla uscire non sa manco cosa vuol dire. Guarda Politano! Ma uvire a Politano che come cazzo corre? Napoliele, te lo ricordi Francesco Baldini? Era il nostro capitano, certo, me lo ricordi. Quello che capello lungo, teneva. Ciao ragazzi, devo andare. Grazie Giovanni e buona serata. Grazie mille per essere passato qui a salutarci. Mi è bastato quello. Buona serata Giovanni. Zelinski, Fabiano. Vai, vai. Mamma mia, Politano. Zelinski. Oh, fallo. No. Mannaggia. Di bello, di brutto. Di bello e di brutto, sì. Politano. Vai Bakayoko, bravo Bakayoko. Zelinski. Guarda che giocate di piedi di Piotr, allarga il gioco per Yusai. Yusai. Oh, bravo Yusai. Koulibaly. Bakayoko. Fallo di Immobile. Dai ragazzi, stiamo giocando bene. La stiamo gestendo bene, dai. Ogni tanto facciamo qualche cavolata, ma si sta gestendo abbastanza bene, dai. Dobbiamo fare il terzo. Non sono contento del 2, dobbiamo fare il terzo. Ancora non ho capito che Luis Alberto i calcio d'angolo non li sa battere. Ma dipende, Gabriele, dipende. È un giocatore, secondo me, sa far tutto Luis Alberto, un giocatore di qualità. Dipende dalla giornata, sai. Luis Alberto è un giocatore che ha una visione del gioco pazzesca. A me piace un casino. Della Lazio è uno di quei miei tre preferiti, insieme a Immobile e Milinkovic. Sono fortissimi. Ti amo, grande Napoliele, che ti ricordi il Napoli vecchio. Un giorno ci sono rimasto male, ho chiesto a Peppone se conosceva Altomare e mi ha detto che non lo ricordo. Vabbè, io invece mi ricordo tutto. Altomare era pelato, ma me li ricordo. Vidigal, ve lo ricordate Vidigal? Turrini, il capitano nostro, Turrini, Francesco Turrini. Ragazzi, un attimo, ma sento un secondo, Faccio su. Ma sento 10 secondi. Abbiamo mascherina. È pulito questo qua. No. È pulito. Scende lo sgambetto come soluzione e non è la soluzione migliore. Tanto tattico. Chi deve essere il 46 il cronometro, credo che almeno si arriverà all'intervallo, poi faranno una valutazione sulle condizioni
condizioni di Ciro Immobile in questo stadio spesso trovato avere gol, 6 gol complessivi a Napoli proprio di 5 e ora partire con la maglia della Lazio. La pizza, la pizza, la pizza, la pizza, la pizza, la pumarolaco. Ah, maschera. Va Napoli, va! E telefono De Laurentiis. Ok. Che dice? Chi non conosce il passato non merita il Napoli, giusto? Io conosco tutti. Bellucci. Mamma mia, chi voi ricordate Bellucci? Swok. A me Swok mi regalò, l'ho visto dal vivo io, Swok mi regalò la sciarpa del Napoli. Voglio. Mamma mia, Stefan Swok. Il nostro capocannoniere degli altri tempi, ragazzi, veramente. Alto mare, da quanto tempo non sentivo quel nome? Poi. Stellone, ve lo ricordate Stellone? Ah, Bellucci, Stellone, Vidigal, Bogossian, Turrini, Colonnese. Che giocatori in Napoli. Troise, Scarlato, grande tempo. Mamma mia, ti ricordi tutti quanti, mamma mia. Che tempi. Intanto il nostro Napoli sta vincendo e noi si gode. Pensate che giocatori giocavano nel Napoli, voglio. Ne abbiamo avuti tanti strani. Grande Napoli. Stiamo godendo, è arrivata la pizza. È arrivata la pizza. È arrivata la pizza. La schialacciata della tua casa, capito? Dei nostri inviati a fotocampo. Era bello! Se ce la fa a tornare. Ma non la aprire la birra con la scacciare là. A tempo no, che sotto è sporca, No, pure sporca me la rata, Che cazzo. Buona. E la musica Nine sta. Questa è Vodafone. Ciao a tutti! Me ne vado. Maronna, mamma, tutte dentro la panza. Sto pensando a Giada e Rino. La birra per raggiungere te. Fiumi di birra per raggiungere voi. Un Napoli che se ne va in da capa per Napoli. La birra se ne sta in da cervello e poi non si capisce più niente. Non si capisce più niente, poi si esulta come a Stellone. Intanto mi mangia prima questo, poi là. Stellone, come noi. O Stallone. Facciamo la SMR. Fai rumorini. Ah, fa bocca a chi te. Buon appetito, grazie, Dem. Anche a te, buon appetito. Buon appetito a tutti e forza Navalese. Ah. Chi si ricorda il nome del giocatore che nel Napoli di Maradona praticamente non giocava mai? Inizia con la B. Aspetta, chi è? Nel Napoli che non giocava mai con la B. Rino, ti saluta, mo. Bruscolotti, grande Andrea. Bruscolotti, bravo. E poi c'è sta pure cosa, come si chiama? Aspetta. Nel Napoli di Maradona giocava il portiere che praticamente gli somiglia un po' Meretta, sto portiere qui,
che parava con i piedi. Di chi sto parlando, ragazzi? Il portiere del Napoli ai tempi di Maradona che parava con i piedi. E praticamente Meretti gli somiglia su questo. Garella, ve lo ricordate Garella? Guagliù, voi ricordate a Garella? Garella. Molto importante in chiave Champions, si comincia col saluto di due allenatori poi campionato per il Napoli. Fiumi di birra per raggiungere voi, Forza Napala. Tutti da capo morta. Mamma, tutti in da capo morta. Sono vissuto tutti in da capo morta, voglio tutti in due cervelli. Puzzone chi lo ricorda? A modo ricordi a Puzzone, è quello che faccio quando mangio la cioccolata. Le immagini sono chiare, le scritte bene tu, quello si chiama Puzzone. Ma ne capite niente, Ciruzzo Mertenza ha fatto un pallone napolitano e non mi hanno dato nemmeno assisto a fantacalcio da venna. Non mi fate incazzare, da venna. Mertenza è stato pure ammonito, i mortacci sua. Sfortunato Vittoria perché calcia bene nella maniera giusta, cercando di sorprendere sul palo più vicino Meret, ce l'è riuscito, la traiettoria non lo ha segnato, ma più volte il Napoli, scusami, la Lazio è riuscita in quel bravo, Garella, grande. Garella era. Io il Napoli lo seguo dalla stagione 96-97. Ah, che anni, mamma mia. Caffarella. Fiumi di birra per raggiungere te. Eccola qua. Ragazzi, ve lo ricordate un bidone? Offer, ve lo ricordate a Offer? Oppure a Fidelef, che giocatore di merda, mamma mia. Misciu, ragazzi, dai, Misciu, che è un gatto? Misciu, vieni qui, Misciu. Mamma mia, che giocatore è merda. Sì, l'austriaco comunque, sì, Dem. È l'austriaco, bravo Andrea. Chavez, mamma mia che bidone, Chavez, bravo. Mamma mia che bidone. Ma perché Edu Vargas? Non ne parliamo proprio, Edu Vargas. Edu bidone. Grazie Giadina. Grande Napoli. Ciao Cesare, buonasera. Grande Napoli, è tanta sprecona. Buon Napoli, ci vediamo in Champions. Ciao. Grande Cesare, grazie mille di essere passato. Un bacione e buona serata, amico mio. Montezin. Chi è Montervino? Ah, dici Montervino forse. Sono d'accordo, Alessa, bisogna fare il 3-0. Magari se lo fa Zielinski o Mertens o Di Lorenzo mi fanno un piacere al fantacalcio, visto che ce l'ho al fantacalcio. Andrea Vargas almeno 4 gol in una partita Europa League le aveva fatti, sì, quello è vero. Turboman lo chiamavano. In Cile era Turboman, in Napoli era Puzzetta Man. Anzi, come si chiama là? No, Puzzetta. Posaman in Napoli era. Posaman, si bloccava Edu Vargas. Posaman, si fermava mezzo campo così. E chi si ricorda il grande Benny Carbone?
Ah, ecco, Carbone ho sentito parlare, però non mi ricordo tanto, non me lo ricordo tanto. Carbone, l'ho sentito parlare, no? Russotto, sì, è certo che me lo ricordo, Russotto, Andrea, me lo ricordo. Aronica, vabbè, Aronica, Campagnaro, Cannavaro, che difesa. Di Canio, me lo ricordo. Ma perché ragazzi vi ricordate anche Edmundo, ragazzi, ve lo ricordate l'animale? Edmundo. C'era di gioco, ho cercato di capire Luca nella Lazio se c'era un riscaldamento più forte, più veloce da parte di qualcuno. O Animal, Edmundo. Non ce la faceva, sarebbe un bel problema. Sì, poi ci sta muovendo un po' di più rispetto a Caicedo, che invece è fermo con gli Poi Usain. Certo, mi ricorda Usain. Mamma mia. E ve lo ricordate ragazzi? Saber, Quiroga, Saber. Sulla fascia, Saber, ragazzi, Saber. Vi rendete conto con chi giocavamo? Perché Zuniga non era, ma Zuniga vabbè ve lo ricordate tutti. Rullo dei tamburi. Guaiato. Calcio di rigore per il contatto tra Milinkovic e Manolas. Questa è l'occasione in cui forse è stato male il Immobile, e qui sicuramente dopo questo scontro sulla corsa arriva con il piede sinistro a toccare il destro e dopo praticamente 180 secondi dell'altra succede lo stesso con il piede di Manolas che rimane. Ci poteva essere anche un altro che era, fallo, sì, fallo. No. Di Milinkovic su Di Lorenzo. Francesco, non ti ricordo a Carbone, aveva giocato anche con la Casertana. Ma che anno, Rino? In che anno? Perché faccio fatica con gli anni, capito? Non broglio. Navarro, me lo ricordo come portiere. Vi ricordate anche come portiere Coso? Negli ultimi anni ha giocato Carrizzo, argentino. per provocare il dolore che al di là del fallo non fallo, no? Dove ecco vedi qui Navarro me lo ricordo. Rimane l'interno del piede più aperto rispetto al normale. Cosa? Come si chiama l'ultimo argentino che ha giocato nel Napoli di Benitez è venuto nel nostro Napoli? Il portiere, ragazzi, mi aiutate con il nome. Non era malaccio, il portiere del Napoli che ha portato Benitez al Napoli, che ha fatto anche il secondo nell'Argentina e poi ha giocato titolare nel Catania. Come si chiama quel portiere? Mannaggia, non me ne mente. Andujar, bravo Demme, Andujar. Non era male come portiere Andujar, non mi è dispiaciuto a me come portiere, non era malaccio. Si possono ugualmente fare alla fine anche per una situazione di punteggio che ha fatto stare più tranquilli, però l'ha interpretata con più continuità, secondo me. Ma non usate un pippone. Ve lo ricordate il difensore del Napoli, come si chiama? Aspetta, come si chiama? Quello con i capelli lunghi che segnò pure, che lo portò Benitez al Napoli, il difensore, come si chiama? Aspetta, che giocava terzino. Quello con i capelli lunghi, ragazzi, biondi. Aspetta, come si chiamava? Sempre con Benitez giocava. Ciao Federico. Hernandez? No. Aspetta. Enrique, bravo Enrique. Grande tempo, Enrique, sì. Mamma mia, me lo ricorda quando fece quel gol e fece così. Mamma mia, che pazzo era quello lì. Che pazzo. Il brasiliano, sì, Enrique. Aspetta, chi c'era pure che era strambo?
Ve lo ricordate David Lopez? David Lopez. Dall'Espanyol, David Lopez. Boh, che cazzo di gol fece col Catania? Bravo. Scegli la fibra di Fibre con il wifi che arriva in tutta la casa, certificato dai nostri tecnici, massima potenza per studiare, lavorare e divertirti. Scopri anche il piano voucher famiglie, puoi risparmiare 500 euro nei negozi Fibre e anche da remoto e su Team.it. Che bello il Napoli. Poligano. Poligano, ma veramente, boh. Poligano, grande partita sta a fare. Per rendere il mondo più competitivo e ancora più incredibile. Le idee mettono in moto il futuro. Che bestia, boh. Posso ridere Fallis perché non ci saranno sostituzioni, si continuerà. Ragazzi, David Lopez, mamma mia, che risa, sì, con David Lopez, mamma mia, che giocatore. Faceva ridere, faceva. Ho avuto anche altri giocatori strambi. Ah, no, De Guzman, ragazzi. De Guzman, ve lo ricordate De Guzman che lo portò anche lui, Benitez lo porta al Napoli, dallo Swansea. De Guzman, ragazzi. De Guzman, con quei ballettini strani. Sono d'accordo, era forte Gargano. Dava noi a tutti quanti in campo, andava a recuperare i palloni, mordeva i giocatori, ragazzi. Soprattutto Napoli che a questo punto si avvantaggerebbe. In questo momento sul 2-0 chiuso Luca, 63 Napoli, 65 Juve, 66 58 Lazio, che ovviamente Era meglio di Politano questo qua. Rino. cominciato il secondo tempo con i lanci in avanti di Acerbi per la torre di Milinkovic Savic, non trovato però. Ve lo ricordate, ragazzi? Jankulowski. Comunque è iniziato il secondo tempo. Vai Napoli. Reveiller. Sì, mamma mia, che pazzo. Perché c'era pure quell'altro portiere, Douglas, ve lo ricordate a Douglas? Vai Napoli, vinci per noi. Vai Zelinski, vai. Mertens, vogliamo il gol di Ciro che segna sempre con la Lazio. Vai! Piotr! Fuori gioco. Mannaggia la miseria. Aveva segnato Piotr, fuori gioco. Già la Marosca, Zelinski, mannaggia. Avevi fatto i tuoi gol, l'avevi fatto. Ci volevo un gol di Piotr. Trasson, sì, me lo ricordo, Reveiller. William. Mamma. Ma che mamma, tu un'ala è porto, un'ala è porto. Oh, Manolas, si porta, Manolas, immobile, tu ti sta calmo, ti sta immobile e ti sta basta, ci pensa Manolas. È iniziato il secondo tempo, sì ragazzi, 2-0 Napoli, Insigne Politano. Poi siamo allo 47esimo, 2-0 per Napoli. Vogliamo vincere. Scusate, è successo. Mamma mia, Manolas sta urlando di brutto, ragazzi. Cazzo! Poi vedete? Cazzo!
arriva leggermente prima rispetto Cazzo, brutto, prende non il piede ma la tibia alla schiena. brutto, oh, Cavo, ovviamente, brutto fallo di Immobile, nello slancio, finito cazzo, sopra la gamba di Costas Manolas, e certamente stava meglio lì. aia, madonna come gliela fa, brutto, è da ammonizione quello, si è rotto ha fatto un brutto fallo Gabriele Immobile, ha quel piede alzato, cioè non è andato proprio però è brutto, brutto. Zoppicando, altro abbraccio tra i due, le loro gambe. L'ammonizione ci sta, non è l'espulsione perché comunque non l'ha fatta apposta Immobile, ma l'ammonizione ci stava forse. Dopo quello di Lorenzo per Fabiani, zoppica ancora Manolas. Vai Napoli, Ci lottati in campo, sconto su tutti. Luis Alberto, vecchio del pallone, tocca per Immobile, che manda dentro per Correa, in posizione regolare. attenzione a Correa, Guaiù, bravo Di Lorenzo. Tanti salvataggi difensivi da parte di Lorenzo e tanta spinta in fase offensiva. Ovviamente è un giocatore che è cresciuto tantissimo in questi anni di Serie A. Ma Zalaieta, boy. Il percorso di Lorenzo, no? Che è uno che ha cominciato veramente, ha fatto tutte le categorie. Mamma mia. Man mano che ci si trovava dentro. Il fallo. Grazie Gabriele per la sportività. Ma non è uscito, no, si è rialzato, penso. Vivo le rosse. Fatemi vedere se, ma mi sembra di no, è sempre in gambo Manolas. No, è in gambo Manolas. Così vede. Ma Zelinski si è fatto leccare i capelli dalla mucca, grande. Madonna. Il mio idolo era Boiacino, sinistro naturale, sempre con sinistro tirava, me lo ricordo. Amodio. Però guardarmi su Napoli, va bene parlare dei nomi vecchi della storia del Napoli, va bene. Magari poi ne farò una live dove ne parleremo del Napoli, di tutti i Napoli, della storia del Napoli, di tutti i Napoli dal 90 in su, ne parleremo, però ora godiamoci il Napoli. Vai Bagayoko, vai! Ancora Zilinski riceve sulle sue tracce, tocca per Insigne che sbaglia il tocco di Bagayoko. Apertura per Di Lorenzo, cerca subito il verticale Mertens, non ci arriva là dove la palla è. Vai Mertens! Mertens al centro, cerca Insigne. Bello! Insigne, Zelinski, va! Politano! Aia! C'è Fares. È una cosa vera, il Napoli in fiducia e cerca giocate complicate, però la tecnica poi per... La Lazio non sta capendo niente stasera, la Wilot lo stiamo facendo male a capo. Bravo Andrea, si no veramente si va innanzi, capì? Ora c'è il Napoli, godiamoci il nostro Napoli. Poi ne farò una live dove ne parleremo, capito? Perché è bello. Vi capisco, è bello parlare del Napoli, della storia del Napoli. Attenzione Milinkovic, grande parata di Meret a salvare il possibile 1-2. Vai Insigne, vai in Napoli in contropiede, siamo al 51esimo, anzi al 52esimo, il Napoli, Insigne per Isai, vogliamo il gol alla Maradona, Isai per Insigne, mamma mia che gol di Lorenzo Insigne, Napoli 3, Lazio 2 al 52esimo, Isai che fa una discesa pazzesca, scarica per Lorenzo, e Lorenzo, mamma mia che gol Lorenzo, e sono tre, non ci ha capito più niente, tre
3 palluna. Sono 3 palluna. Mamma. La birra rinda alla capa. Anche tu, mamma, che cazzo c'è? Papà no? 3-0, segna di Insigne doppietta, mamma. Ma Insigne quest'anno sto facendo una stagione pazzesca, mi sembra già il 16esimo, 17esimo gol stagionale. Boia. E c'era il secondo al Fantacalcio, ha fatto doppietta stasera. Mamma mia, Insigne è mostruoso. Ma vorrei un po' cazzo che lui a me, ma da sto culo, capito? Ma l'importante è che ha fatto quello un altro. Insigne al 53esimo, 3-0 Napoli. Vai alla Lazietta. Insigne da purgare ancora. Ci manca il gol di Mertens, di Ciruzzo. Mertens. Vai, cuori azzurri, vai. E schietta Baca. Vogliamo il gol di Baca, di Kebab. Basta, non di cazzate. Cavoli spettacoli, stiamo facendo a scipazzi. Doppio Insigne Politano. Vai, Isaiah sta facendo una grande partita. Hai capito, mo? Isaiah sta facendo una grande partita. Yeah, ha fatto Rino, yeah. Lo posso fare solo io. Che sta mangiando? Puzzolente. Ma che è questo? Che è? Ti saluta Rino, ti saluta Giada, Ciao a tutti. ti saluta Napuliel. Napulietto se ne può andare a fare questo. Ciao Napulietto. Oh, Ciao. non metto commedia. Mannaggia la Maronna. Mamma Insigne. Un Napoli è poi. Quando l'asse chiude di testa poi recupera la palla ancora Zielinski, fisico molto bene perché è stato dal polacco che ha molto bene per Politano. Lascia via Insigne. va via. Poi Insigne per Manolas. Koulibaly, attaccato da Milinkovic. Dopo c'è molto gli sa che si pone ancora. C'è una io loro, ma la leggermente lunga, la può intervenire, il solito Acerbi. Ma non dobbiamo subire. Per gli ultimi a mollare, Andiamo a subire. 17. Ho visto ora il giallo di Insignazzo. straordinaria. Che giocatore pazzesco che è Insigne. Ciao Carlo, un bacione dalla Germania, forza Napoli. Ciao Carlo, e forza Napoli fratello, stiamo vincendo. Carlo Trito, stiamo vincendo 3-0. Hai visto che Napoli la porta fortuna un Napoli? 3 pallone. Guardate, buono. 3 a così. 1, 2 e 3. Scumbazzi.
non ha fatto in tempo a coordinarsi per ripartire. Mamma, mamma, solo questa stessa canzone vola quando ti voglio bene. Come la pizza. Come lo Reina, Reina, vuoi venire a parare un sambà? La voglio a paracca. 3 palloni devi pigliare. Insigne. Vai, Nato, 4, voglio 4. Anche Bagaglio sta giocando bene stasera. Viene alla fine Romun, voglio. Anche Bagaglio Costa quando può. Viene alla fine Romun. Bagaglio, guarda là. Ora ha già parlato io, ha perso il pallone Bagaglio. Basta. La fa mucca, Bagaglio. Ma Yusai, che partita stai facendo? Yusai, che partita stai facendo? Ma Gattuso oggi ci ha capito tanto Gattuso. Ha messo Yusai e non Mario, lui ci ha capito tanto oggi Gattuso. Che Gattuso sia lodato. Gattuso sia lodato. Gattuso meravigliao. È bravo, arrivavo a 4 gol. Meret. Manolas. Dimmi non subire gol però, l'importante è non subire gol. Quello che mi importa a me è non pigliare nemmeno un gol. Hai capito? O frat. Bayern, Dennis Dyer, Bayern, la la la, the paradise. Saboven che Insigne ha fatto doppietta, che stagione pazzesca del nostro Lorenzo Insigne. Politano che partita sta facendo? Politano grande partita. Ha commesso qualche errore in fase di possesso palla, di impostazione, ma la fase di possesso palla è stato bravissimo. Vieni da un altro pianeta, Baca. Ma ero via. Già, dove stai? Stai festeggiando per gol, sta stambriato. Sta bene. Attenzione a correre. Bravo Di Lorenzo. Vai, Napoli, va! Aiuto, non distraiamo, non ci distraiamo, non ci distraiamo come cazzo si dice. Perché sennò chi sta la Lazio arriva e ci fa un gol. Non mi piace gol stasera. Stasera non voglio più nemmeno un gol. Amma scettare la Lazio, amma fa calare a china, 4-0, a casa nei passi. Vai Di Lorenzo. Ragazzi, 61esimo, anzi quasi 62esimo, il Napoli vince 3-0 con la Lazio allo stadio Diego Armando Maradona. Sesto minuto Insigne, 12esimo Politano, 53esimo ancora Insigne. Vai. Che completino brutto la Lazio. Mamma mia, mi pare all'erba, mi pare. Ma che è? Chiamala, va.
Bisogna fare un 4-0. Ma che fai? L'arbitro Lazio con questa maglietta. Vai Napoli, va. Ancora. Popolita, Popolita. Ma si è stenuto queste luci. Concordo. Mamma mia, t'acceca nell'ultimo che la maglietta. Vai Zelischi, mamma mia, che pallone per Di Lorenzo, un po' lungo, peccato. Ci è arrivato Rabu, ma la porta fuori. Vai Napoli, vai. Doppio cambio per la Lazio. Esce Luis Alberto e Fares ed entrano Pereira e Lulic. Si vedono solo loro, ma anche grande con che la maglia. Lulic per il posto di Fares a sinistra che ha spinto tanto, c'è un po' di confusione ogni tanto, e Luis Alberto lascia il campo. Andreas Pereira. Sì, Mamma che giocata di Zelischi sul posto di Lulic. Mertens! Mertens! Ancora lui con la sua magia. Mertens! Ciro! Mertens! Ha segnato con il numero 14. Ciro! Mertens! Ciro! Mertens! Ciro! Mertens! Ciro! Mertens! La fa Monk 4-0. Grande Zelischi per me. Così. La qualità di Zelischi, ragazzi. Guarda perché che Zelischi è tanta roba, che giocato. Che gol di Mertens, che gol di Mertens, che gol di Ciro. E quando vi dicevo che segna Mertens, giocatelo. Che va Git, segna Mertens, giocatelo, ha segnato. Ah, fa Monk. È fatto, è fatto. Vai. Mamma mia che gol l'ha fatta, dove c'ha la misi che lo pallone. Mamma mia che gol l'ha fatta Ciruzzi. Bello. Ciruzzi, bello Ciruzzi. Ciruzzi Mertens, alla salute ragazzi. Ciruzzi Mertens. Esagerate che esagerate tutti i killer della panchina della Lazio. La Git che la magia la faceva stasera, sempre contro la Lazio. Vi ricordate che lui con la fuori area, mamma mia, mostruoso. Attenzione Milinkovic. Mamma, papà, zio, nonna. Zelischi ancora un altro assist. Ma che stagione sta facendo anche il Piotr, ragazzi? Quanti assist sta facendo ultimamente? Tanta roba, tanta roba. Lulic, attenzione Radu. Ai.
Correa, attenzione a Correa. Mamma mia, voglio però rischiamo di prendere gol così, Facciamo cazzate. Ma che sta succedendo, Francia? 4 palloni. Ha mirato 4 palloni, mamma, 4. Io ne volevo 4 e ti ha mirato 4. Già, tanto stai, che ci fai? Rosì venuta, Giadina. Mamma mia, che gol di Mertens. Mamma Carmine, mamma. Dai. Tiger Man. C'è la bar. Ma che la Lazio si è fatta male la capa. Posso dire che pigli un gol non è la fine del mondo se lo prendi ora. Lo so, ma andiamo a pigliare Riccardo. Dobbiamo essere così, solidi, senza prendere gol stasera. Cioè, praticamente le squadre forti devono avere le difese solide. Non voglio prendere gol stasera, non lo voglio prendere. Attenzione! Mamma mia. Papà, uè papà. Dai. Eccolo, uè frate Ciccio. Grande Ciccio, un bacione. Stiamo vincendo 4-0. Mamma mia, stiamo facendo male, un casino pure per voi, ora. Alessandro, dai, crediamoci, siamo a meno 2 dalla Champions. Attenzione, Immobile. È sempre Immobile, voglio. Voglio. Ha meritato. E poi ha calciato a giro sul secondo palo, sorprendendo Veretto, forse leggermente avanzato. Ma deve aggiornare un risultato. Il controllo esterno gli permette di non dover toccare quella palla, poter calciare immediatamente. Non ho aggiornato nemmeno i risultati. Ha fatto l'assist. 4-1 per il Napoli, 5 gol a Maradona, ma primo cambio adesso. E allora cerca. Allora 4-1 per noi. Mertens al 65. Politano e Manolas lasciano il campo per Rachmani e Lozano, naturalmente, per Dries Mertens. Entra Victor Osimhen. Volimmo pure con lei Osimhen. Napoli 4, Lazio 1. Hanno segnato tutti. Ma perché Riccardo abbiamo pigliato un gol? Infatti, abbiamo pigliato però l'abbiamo preso, e quello ce l'ha secciato, veramente ce l'ha secciato, Ricca. Ce l'hai secciata, Ricca, ce l'hai secciata. Ce l'ha secciata malamente, un gol. Che effetto ha sulla partita. Tempo comunque altro lancio per Immobile, area di rigore di Lorenzo, lo va a chiudere regalando poi non è l'unico che si accontenta della palla fuori. Dai ragazzi, non molliamo 4-1, lo so, però voglio 5-1. Hanno fatto gol, hanno papà,
Grande Koulibaly, grande Di Lorenzo. Vai Di Lorenzo, bravo. Come fa? No, dai. Ma vaffanmucco, va. Cazzo. Cazzo, Di Lorenzo. Dai, su ragazzi. Riccardo, mamma mia, hai secciato malamente proprio. Ricca, hai secciato malamente. Beh, dal gol della bandiera ormai lo so, però dai, cazzo. Non va bene. Ora chi si allarmano. Dai, su. Ci ha secciato veramente, tu. Ci hai secciato, Ricca. Un coccodrillo come fa? A Napoli. Attenzione a Milinkovic, brutto sto mezzo. Milinkovic quota con tutto il pallone, segna ancora il serbo 4-2 a 16 da tempi. Occhio alla Lazio. Occhio alla Lazio perché la partita è... Ma che cazzo, che cazzo. Che non calcia forte, ma la traiettoria è perfetta. Credo che Meret sia stato un po' disturbato anche dalla traversa. Ma che cazzo, aiuto, anche Meret lì, insomma. Segna Milinkovic Savic ancora su calcio di posizione. Cazzo, però. Il miglior specialista del nostro campionato, mentre qui fa lo stesso intervento Andreas Pereira su Di Lorenzo, che Di Lorenzo aveva fatto sui Immobile. Partita che adesso ovviamente si scanda perché la Lazio ci crede, il Napoli prende un po' di paura, mancano 15 più recupero al termine. Ma che cazzo, abbiamo fatto rapire la partita. Deciso, ma la Lazio in questo momento ha questa, secondo me, questa arma, no? Quella di come dire, aumentare l'aggressività, l'intensità, sfruttando un po' di paura di compromettere il risultato, che per forza di cose a Napoli viene, no? Facciamo vuole il campionato per Milinkovic Savic a proposito degli uomini più attesi. 4-2 al Maradona è una partita certamente noiosa. Sono così belle le partite importanti. Che palle, voglio. Ci abbiamo fatto rapire la partita, chi si chiama? Mannaggia, mannaggia Bud, mannaggia. Non mamma mia, speriamo non via. Non volevo piano un gol. Ha parlato cosa? Come si chiama? Riccardo. Vai, un gol pulito pigliato. Non mi piace due, mannaggia miseria, ricca. È ricca però, Ma non è guffata, non guffata, per favore, facci sto favore. Un gol in zanta pigliato, non mi piace due addirittura. Mamma Luca. Non mi piace lui, non mi ha pigliato. Vabbè, 4-2. L'importante è che ora stiamo così e non siamo più niente. Anzi, facciamo 5 noi e basta. Maron, grande Koulibaly. Maron, mamma. Bakayoko. Lozano. Vai, Ciuchi. Ciuchi. Fabiano. Kalidou. Vai. Bravo Rachman. Rispetto all'intervento Lucas Leiva e Fares, Lozano ora il pallone proprio su Seradovic, come chiude il fallo laterale.
Sbaglia l'appoggio Fabian, torna Correa, lui prova ad allontanare Milinkovic, mezza a 3, elegante con l'esterno al tocco per Immobile. Attenzione, bravo, sai. Bella per Osimhen. Vogliamo il gol di Osimhen. Osi. Meret, mamma mia, Meret. Osimhen. Bakayoko. Mancano 12 minuti, ragazzi, più recupero. Parla per noi, Lozano. Noi attacchiamo, continuiamo a attaccare. Di Lorenzo. Va da Lozano. Lozano per Fabio Ruiz. Allarga per Koulibaly. 4-0 nel giro di pochi minuti ci abbiamo fatto fa 2 gol. 70esimo in 5 minuti 2 gol abbiamo avviato. Signa. Mamma mia. Vabbè. Sicuramente ha facilitato la parata di Reina. Sembra un po' stanco Insigne adesso per uscire da quella posizione ad essere pericoloso come all'inizio partita. Molto bene i due terzini del Napoli, tutto tuo. Usai e Di Lorenzo hanno fatto un'ottima partita secondo me. In orizzontale dopo verso Pereira. Come lo Spezia. Cerbi, Passare su Lozano in qualche modo gli dà la mano Immobile. Fabian, grande Lozano, vai! Osimhen sul, vai! Ehi! Victor! Osimhen! 5-2 là. Famu. Vai! Grande Riccardo, vabbè. 5-2 Victor Osimhen. Mamma mia, 2 gol però, basta. Che cazzo è partito? Fortissimo tiro, ha parlato Reina che non ha reagito, probabilmente non era fermo, stava arretrando, 80esimo. stando per piazzarsi meglio. Il gol di Politano, questo non una bella serata. Che tra l'altro qui ha fatto tantissimo in questo stadio, Solo così. Attacca la Lazio che prova a rimettersi in partita, ma chiaramente la frustata di Osimhen è dolorosa e rischia di essere definitiva. Ande Napoli, vai! Tante cose che non hanno funzionato, però diciamo adesso tante prestazioni negative sulle quali dovrebbe diventare impactato. 5 all'1, ma anche Manita per la Lazio. Manetta. Dire quanto è bello. Contro un grande avversario che se in alcuni minuti della partita ha l'impressione di essere incontenibile, no? Perché ha un talento, una forza fisica. 5 palloni per te possono bastare, 5 palloni per te per dimenticare. Anche in questa fase di risultati positivi ha avuto tutte queste partite vinte consecutivamente dei momenti in cui ha subito l'avversario. Questo è stato il difetto della Lazio quest'anno. Qui altro recupero uscita di Acerbi che vuole fare ancora. Attenzione, concentrazione, ritmo, velocità. Zelinski, Piotr, inchini per Piotr, inchini per il nostro grande Piotr Zelinski, che giocatore che è Piotr, voglio. Te lo dico da Anderissa, dobbiamo fare contro la Juve.
come si dice Napolello, oggi date una cinquina al... Ah, bella cinquina, paccarambacci. Oh, paccarambacci. Dai. E dillo, Lozano. Ancora, vuoi fare ancora una tua, ancora. Bellissima la sicciarella, palla stracciatella. Dai. Di alto livello di molti giocatori del Napoli, sottolineato da Lorenzo, Zielinski, l'hai detto tu più volte. Fabio Ruiz anche secondo me ha fatto una regia bellissima. Ovvio, guarda, l'unica squadra che non è in Italia per occupare la Juve. Fabiano, grazie, 83esimo e 30 secondi, 40 secondi, 5-2, boh. Che marzino. Che partito, voglio 7 gol, bellissimo. Insigne. Questo Monday Night, questo big match di giovedì sera ci ha fatto divertire tanto, 7 gol ci ha fatto vedere. Insigne. Elmas, ma non riesce a tenere pallone. Poi recupera, lo ripete ancora, Murichi. Ci sono i pallone per Luric. Ma io non subimo dato gol, mi raccomando. Edi, mamma mia, che sa combinare, grande Edi. Mamma mia, stiamo scattando a capo veramente, nel vero senso della parola. Stiamo scattando a capo. Mamma mia, Edi. Si gode, come Rich. Vai! Ormai deve solo finire la partita, vai giù. Siamo troppo forti. Oh, accorta Murichi, oh! Mamma mia. Vicino al 3-5. Anche lei di avere possibilità e qualità, ha fatto a spazi in questa partita, questa è veramente una buona azione, però che è stata di giocata. Con Immobile e Manolas. Baronna mamma. Diciamo che scintille precedenti. Tutti i gol del Napoli sono poesia, voglio veramente, frate, veramente un frate. Ma ce la fai, rimane così. Così è nato il gol del 5-2. Ma che gol ha fatto Insigne, mamma mia, è bello. Su Isai che gli ha fatto, l'ha scaricato il pallone. Isai si è fatto ma Isai ha fatto una grande partita stasera, voglio. Mi meraviglia, ha fatto veramente una bella partita. Tra i migliori, sai, Mamma mia, che partita ha fatto. Isai sembrava Maradona, oggi ha fatto il Maradona, Isai saltava l'uomo, andava fino alla porta, era la Lazio, le è mancato solo un gol, le è mancato. Poi ha scaricato quel pallone a Insigne il gol ha messo. Mamma rugarmi, mamma rugarmi, ma veramente. Maronna di Pumbe. Vai Elmas. Insigne Immobile e grandi amici. Pure in nazionale, uguale. Dai. E che sta con te, dando me a te. Adidas titas. Parlo con te.
Daniel Mas, bravo, Guaglione. Sta Superliga non si prolunga, infatti, meno male, hanno lavorato a mezzo. Questo campionato purtroppo a porte chiuse a cui abbiamo assistito ci ha dato però la possibilità di sentire o di ascoltare. Siamo a 20 like, dai, voglio saliamo che i like, dai, condividete, voglio 20 like, dai, ragazzi, su, arriviamo almeno a 30-40 like, che cazzo, se no veramente, dai, che cazzo stanno facendo? Condividete la live, voglio, dai, condividetela, forza, voglio, forza, e coraggio, forza, voglio, non vi costa niente condividere la live. Però anche se parla molto, però guida i movimenti i suoi giocatori in campo costantemente. Napoli Lazio. Senta, questa giornata il Napoli deve volare, a vincere, a schiattare alla pilotta e mettersi in corsa per la Champions League. Quarto posto lì, l'Atalanta pareggiata, cazzo ce l'ha pigliata. Suoi 135 gol, di cui 102 in Serie A. La vita è un passaggio. Oh, bagaglio come hai surato stasera. Wow, Bobotta, Lobotti, Gigi Labot e trasuto capo e bomba, un chattone. Rivediamo Lobotka dopo 2 minuti di partita di Lobotka. Voglio tutti in piedi per Lobotka, tutti in piedi per Lobotka, tutti in piedi per Lobotka, per la botta, per la botta. Tutti in piedi per Lobotka, per Bobotta. Lobotta, l'ha detto già, te una botta. Ehi, Madonna. Vicino a 6-2. Papaparapaira, papapapaira, papapapaira, papapapaira. Papapapaira, 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 papaparaira. Adesso il recupero che fanno di Lubic e di Lorenzo con 7 gol, tanti scontri. Tranquillo, tranquillo. La possibilità di passare dai Mertens, poi pure come impatta la palla Mertens No, non fa impazzire, ha deciso anche molto più forte di così. Poi ci vuole credere ovviamente per una palla in curva o posso da pensare. Di Lorenzo in orizzontale, Insigne tra le linee, imbucata per lo Sano che controlla sul disturbo di Lubic. Calcio del recupero. Fuori gioco Insigne. Marun ti si beccate 5 gol. Reina, Pepe, Reina, ti si beccate 5 gol. Pepe, Reina, ti si beccate 5 gol. Reina, Pepe, Reina. Peperina, 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 peperina. The Staira. Napoli a sto punto canto Malibu, Malama, pesce fritto e baccalà. Non saccio, mamma, stiamo godendo come ricci. Stiamo godendo come ricci. Avanza Lazzari. Zona cross, vede il cronometro, Pulici, chiuso da Rachmani sul più bello. Ma di Lorenzo prova. Ha passato Pulici, che non solo gli spara la strada, ma guadagna anche la rimessa con le mani.
Sta finendo, voglio. Mancano 1 minuto e mezzo. È finita, dai ragazzi, è andata. Sto godendo come un porco spino. Come un porco spino, come un porco spino, come un porco spino. Accordo. Oh! Grande Rachmani. Tu fai segnare chi a Cataldi. Voglio stare segnando Cataldi. Ti ho fatto cagare sotto di loro pure tu. A Udine, ma anche in altre partite iniziali, adesso che appena ha preso fiducia. Ma Beretti. Cazzo. Oh, mamma mia, vai giù. Luci fuori. Dai, andate. La stai là. Distrazioni, leggerezza da parte del Napoli, Insigne sbaglia probabilmente la prima palla della sua partita, facendosi intercettare da Cataldi, che è entrato molto molto bene. Questa è la chiusura di Beretto dal calcio d'angolo, sono gli ultimi secondi di Napoli-Lazio che finisce 5-2. Super partita della squadra, Dino Gattuso che vince 5-2. 10, 5, 5, frate. Ragazzi, con questo è tutto. Grazie mille ancora una volta per essere stati in live con me. Un bacione a tutti quanti e vi auguro una buona notte. Mi raccomando, ragazzi, vi aspetto per il post partita di Napoli-Lazio 5-2 per il nostro Napoli. Vi aspetto, ragazzi, venite a vedere il video, faccio il video tra poco, vi aspetto. Buona serata a tutti, anzi, buonanotte a tutti amici. Da Napoli 87 e come sempre, voglio, forza Napolese.